Abbiamo fatto una scelta diversa quest'anno, abbiamo, distribuito, i palchi in maniera diversa e abbiamo nuovi palcoscenici nella nostra città, in particolare quello del Moretti, che sarà lo spazio per le famiglie, per i bambini, sarà un palco animato da attività culturali e non solo. Il primo passo verso un cambio di rotta per le iniziative culturali e musicali della città. Udine Estate inaugura nel 2024 un nuovo ciclo frutto di un percorso dell'amministrazione comunale insieme ad associazioni ed enti del territorio con la volontà di raggiungere nuovi obiettivi. Allargare il pubblico con particolare attenzione a quello giovane, creare un programma ricco non solo sui parchi tradizionali ma in tutti i quartieri della città, garantire intrattenimento e proposte eterogenee, fornire opportunità di crescita e arricchimento per i bambini e famiglie. Sono queste le linee guida che l'amministrazione comunale ha voluto perseguire per coinvolgere un sempre maggior numero di persone e fornire un substrato fertile per il lavoro delle associazioni culturali. Ma in particolare qui d'estate con questa iniziativa è una cosa alla quale teniamo molto, perché è vero che è una tappa importante della programmazione degli spettacoli e delle manifestazioni anche culturali della città, ma è soprattutto un'occasione nella quale si può contribuire a far capire bene qual è l'anima di una città, il cuore di una città. E l'importante è che ci sia una visione strategica, attrattiva, non solo indirizzata verso chi è in città, ma chi in quel periodo è qui in Friuli Venezia Giulia può contare su questi eventi che saranno senz'altro di grande soddisfazione.